Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Maria Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo dei sigilli e soprattutto perché si sta avvicinando il 20 agosto, che è un giorno molto propiziatorio per per alcune tipologie di sigilli. E facciamo questa piccola pillola. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, che vi ricordo il Legarda fa gratuitamente dalle 21:30 di lunedì e venerdì le sigle interattive nel suo canale. Quindi, per chi vuole raggiungere il Legarda senza fare un consulto professionale, lunedì 21:30 nel suo canale o venerdì 21:30. Eventualmente anche al mercoledì col Marietto Veneziano, il canale Marietto Veneziano, alle ore 21. Queste le zone, queste le finestrelle gratuite. Poi per chi vuole un consulto professionale a pagamento sono sempre 20 euro, 45 minuti. Per il suo numero di telefono basta andare nel suo canale e guardare sotto nella descrizione. Bene, e lo stesso il vostro Marietto Veneziano per mercoledì alle 21. Poi parliamo un po' dei nostri gruppi. Noi abbiamo due gruppi, Casti Sacerdotali e Radionica Radiestesia e Teologia del Metismo in Facebook. Siamo più di 1600 nell'ultimo. Siete tutti invitati ed è gratuito. Poi abbiamo anche un sito, il sito del capitano.intervista.org, che ormai è uno dei più battuti a livello nazionale di siti che parlano di radionica, di radiestesia e magia. Ci sono 20 ebook, per chi non li ha ancora scaricati può scaricarli e stamparli, ci sono le istruzioni. Eventualmente abbiamo anche una zona shop dove si possono acquistare ad esempio questo ciondolino magico da 150 euro, più 10 euro di spedizione. Poi ci sono altri prodotti di qualità di Legarma Veneziano a livello esoterico. Adesso parliamo un po' dei sigilli. Che cosa sono questi sigilli? Perché molte persone mi contattano, guardano nel sito Capitano le spiegazioni dei sigilli e poi ci contattano per sapere qualcosa di più. Allora, il sigillo non è che l'ha inventato Salomone, diciamo che Salomone 3500 anni fa ha dato il là, no? Ha spiegato a tutta l'umanità praticamente che si possono imprimere delle forme, delle forze, chiamiatele poi come volete, dei geni, degli angeli, insomma, poi ogni gruppo misterico ne ha inventata una, però fondamentalmente sono forze che servono a controbilanciare quando una persona nasce e magari è sotto l'influsso negativo di alcune forze planetarie, si cerca di raddrizzare il corpo eterico, no? Con praticamente dei sigilli ad hoc. Non esiste un sigillo che fa per tutto, chiaramente c'è il sigillo di Metatron che è il top di gamma, no? Però chiaramente non è forte come un sigillo specifico. Quindi, quando una persona sente parlare di un sigillo, non è che deve pensare che basta stamparlo con una fotocopiatrice ed altro, perché il sigillo è una cosa strettamente personale. È, come si dice, è come il Green Pass. Solamente che il Green Pass è quello che è una forzatura di una dittatura farmacologica, e invece il sigillo è una grazia di Dio, però viene consacrato proprio sull'abito astrale eterico della persona, cercando la sua lacuna. Però vi spiego, ad esempio, c'è il sigillo di Venere che serve sia per i cuori, per attirare persone affini a se stesse, l'anima gemella, ma anche per attivare delle situazioni finanziarie un pochettino deboli, no? E il 20 agosto è esattamente il giorno principe di questo mese, no? In cui ci sono degli influssi planetari estremamente propiziatori per questa cosa qua. Ma non è che il sigillo è una bomba atomica, quando uno l'acquista poi gli cambia la vita, no, ogni giorno il sigillo si veste intorno al corpo astrale ed eterico della persona e lo modella per tutta la vita, lo ripeto, lo modella per tutta la vita perché cerca di ricucirgli quella mancanza che ha avuto quando è nato, no? Perché chiaramente tutti nascono e tutti nascono magari con degli influssi particolarmente difficili, no? Via per il karma, via per tante situazioni. Quindi il sigillo è una cosa strettamente personale. Il vostro sigillo non è che lo potete dare al vicino di casa. Poi un'altra cosa importante, il sigillo ha dentro delle forze che sono quasi vive. E se voi, ad esempio, io parlo sempre di quel caso che mi è successo tanti anni fa, di quella persona che l'aveva strappato, non era stato fatto da del Marietto Veneziano o da Hildegard, l'ha strappato
ed è come uccidere una persona, c'è un debito karmico e quindi quella persona nel momento che l'ha strappato è andato a cercare chi gliel'aveva fatto, quello che l'aveva fatto non aveva messo dentro delle particolari sicurezze che se uno ve lo ruba o ve lo strappa si disinnesca e questa persona ha cominciato a pagare il debito karmico e se n'è andata nel basso strano. Quindi, cos'è che vi voglio dire? Il sigillo è una cosa estremamente personale, c'è la consacrazione, il battesimo e tutte quelle cose che lo per fare un sigillo minimo ci vogliono 3 ore. Lo ripeto, per fare un sigillo con consacrazione, con tutto, ci vogliono minimo 3 ore. Quindi capirete che 150 euro per un sigillo non sono nulla, per un sigillo fatto bene con certe crismi e qualità. E non è che dura un colpo e basta. Vi faccio un altro esempio. Se uno fa un sigillo per il lavoro, no? E lui vuole diventare addirittura dottore, magari è già dottore, faccio un esempio, però se quel posto di lavoro è negativo per voi, il sigillo non è che vi aiuta a conquistarlo, il sigillo vi aiuta a schivarlo perché sa già che c'è un altro posto di lavoro. Quindi ci vuole calma, quando il sigillo diventa vostro, lui per tutta la vita cercherà di raddrizzare la barca per fare in modo che il vostro karma sia affine, no? Il più possibile a una riuscita della vita, nel senso che dovete raggiungere i vostri gradini per raggiungere poi il massimo, no? Quindi ci sono alcune persone che vedono sfuggire dei posti di lavoro perché hanno fatto il sigillo per arrivare ad avere un posto di lavoro, ma se il sigillo, le forze planetarie del sigillo vedono che quel posto non è adatto alle vostre caratteristiche karmiche, vi taglia le gambe, ma non perché vi vuole male o vi vuole far guadagnare di meno, ma solamente perché vuole portarvi a realizzare il vostro progetto divino. Bene, cari amici, vi ricordo il legale a 21:30 lunedì nel suo canale per le sibille interattive gratuite e anche il venerdì. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!